Una gara diversa quella odierna rispetto a quella dell'andata, tra l'altro giocata sempre al sabato. Il Nuova Fitte dimostra di avere cuore ed anima. Inizia ufficialmente la rincorsa al piazzamento play-out per tentare una salvezza inaspettata. Crede sia l'obiettivo mentale. Nei fatti ancora una volta i gialloblu non riescono proprio a vincere dinanzi al pubblico amico, sprecando anche un calcio di rigore. La gara evidenzia un Nuova Fitte arrembante dall'angolo e Baldinini a tentare la via del gol, il primo tentativo ribattuto, il secondo fuori misura. Sull'auto di sinistra spinge l'ex Fano Fofanà, conclusione respinta. Castellani sulla ribattuta calcia di prima intenzione in bocca Caroli. La squadra di Giorgi mostra volontà ma non precisione, qui Evaristi vince un contrasto, non spara decisamente alto. In chiusura di tempo due esterni tiri del football Cavaronco. Marzocchi chiama la presa semplice Olivieri, mentre da punizione il pallone viene raccolto fuori area da Garavini, conclusione che si spegne al lato. Si chiudono le luci anche per quel che concerne il primo tempo. Nella ripresa al secondo Caroli calcia addosso a Carini, il numero 9 appoggia lo sfera in direzione Evaristi che non riesce ad incidere. Fofanà prova ad accendersi dalla sinistra ma la sua discesa si spegne con il pallone indirizzato tra i guantoni di Caroli. Il Nuova Fitte gioca ma non riesce a pungere, Evaristi innesca Pavani che calcia debolmente dinanzi a Caroli. Lo schema si ripete, questa volta Evaristi innesca Castellani, percussione in piena area di rigore del centrocampista con conseguente atterramento. L'arbitro senza esitazione indica il dischetto. Si accende uno spiraglio di luce per il Nuova Fitte che si spegne ben presto quando dagli 11 metri Evaristi spiazza Caroli ma centra il legno alla destra dell'estremo ospite. Tabù vittoria interna che persiste. Nei finali il neoentrato Giorgini chiama alla semplice attenzione Caroli, il quale deve ripeterci all'89esimo sul tiro insidioso da fuori area di Castellani. Lo 0-0 non accontenta la squadra di Giorgi che appunto avrebbe meritato qualcosa in più.